Tecnicamente come state operando? Allora, stiamo operando per fare le prove di carico si usano questi 4 mezzi che sono camion caricati a 44 tonnellate che vengono disposti su uno schema preconfigurato e sull'impalcato e se ne misurano le deformazioni. Quindi un'operazione che è insomma semplice ma che richiede solo un po' di tempo e un po' di cura. Poi dopodiché si confrontano i valori le frecce che si ottengono, le deformazioni con le frecce teoriche da calcolo. Se tutto corrisponde il ponte viene collaudato. Ecco, come si procede? Prima il carico con i 4 camion e poi successivamente? Allora, diciamo così, prima vengono messi i camion vengono messi 2 camion, si fanno delle misure, poi si mettono gli altri camion e poi si fanno le misure. Alla fine al contrario si tolgono 2, si fanno le misure e si tolgono gli altri 2 e si fanno le misure. Conseguentemente si ha la lettura della deformazione a ponte carico e a ponte scarico e si vede la cosiddetta freccia elastica, ossia se il ponte ritorna nella sua configurazione iniziale. Questa è una disposizione che è adesso provvisoria, ma semplicemente perché questo ponte non ha mai preso carico, quindi è necessario dargli un po' di peso per fare gli assestamenti del caso, degli appoggi, dei giunti e basta. Terminato il collaudo si può ragionare sulle fasi successive. L'ipotesi è quella di poter riaprire, almeno provvisoriamente, la strada, diciamo, di qui a 48 ore. Diciamo che è previsto la segnaletica e la riapertura della strada tra 48 ore, sì. Quindi questa sarà sicuramente una buona notizia per chi vive e opera in questo settore. Poi i passaggi successivi. Questo è solo la primissima parte di un lavoro mastodontico. È logico, l'opera completa vedrà la luce tra qualche anno. Ora è prevista questa prima fase, poi verrà studiata la fase successiva e collegata per poterla completare. Ecco. Quindi ci sarà bisogno di una valutazione ora sulle tempistiche che faremo concordando con la Regione anche i finanziamenti che ci sono. Ecco, il prossimo pezzo di messa in sicurezza della Foce San Francesco fino a che punto dovrebbe arrivare? Deve arrivare fino alla copertura, alla ferrovia, quindi tutta la copertura attuale, quindi eliminazione del solaio, rifacimento logicamente delle pareti e della nuova copertura.